Amici bellini, ho letto un po' di notizie di mercato, tra insomma notizie vere e notizie false, onestamente. Però ha parlato Manna, perché c'era questo Social Football Summit, cose del genere, e abbiamo le dichiarazioni, quindi andiamole a leggere insieme perché sul mercato è un po' sibillino. Cominciamo! Ci siamo, quasi finita la pausa. Mo deve giocare Kvara, Lobotka. Ha giocato Anghissà tutta la partita e stiamo vedendo un pochino. Pare che per McTominay niente di grave. Ci siamo presi un bello spavento, come se lo è preso la Juventus, perché forse perdono Vlahovic e insomma sappiamo come funziona. Benvenuto Roberto Fiore, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Siamo quasi fuori questo periodo di pausa insopportabile, e quindi lasciate un like perché ci possiamo riversare sul campionato. Vedo sempre più persone che stanno facendo ipotesi sulla formazione della Roma. Ci interessa, noi l'abbiamo anticipato, quindi dobbiamo guardare avanti e ci spostiamo a macchia di leopardo per fortuna Napoli Abra raccoglie un po' tutto, cose vere e cose false. Quindi io non vi parlerò di De Bruyne al Napoli, che sta girando e mi arriva in privato l'idea pazza che però poi sarebbe difficile, e io così dovrei fare le views, e invece non le faccio i recap che valgono solo per me e ve li vedete voi della community, quelli là stretti. Lasciate il like per favore che aiutate la barca. Insomma, come ci si sente in testa alla classifica, quanto è importante stare in testa alla classifica, direi che è un pochino prematuro. Il campionato è lungo, sappiamo da dove siamo partiti e stiamo lavorando per tornare al Napoli di De Laurentiis degli ultimi anni, quindi significa stare sempre in Europa, con 14 di coppe europee. È un must per una squadra italiana di quel livello. Siamo focalizzati strettamente su quello. Sulla seconda squadra, la famosa Under 23 eccetera eccetera, è complicato. La seconda squadra è sicuramente un qualcosa che non deve essere fine a se stesso, c'è un percorso lungo, dispendioso, insomma non si fa, non è una cosa. Vi ricordate? Il Napoli prende Manna, così fa la seconda squadra, insomma è difficile, è lunga. Il tocco di Manna nella ricerca dei giocatori: avere i diritti di immagine. Ride, io questa poi la voglio sentire dal vivo per capire come ha riso, come non ha riso. Cioè, che ha fatto? Ha portato lui, ha assicurato i diritti d'immagine ai calciatori, ha detto De Laurentiis io vengo, però mi devi lasciare i diritti d'immagine ai ragazzi. E questo è il suo tocco? No, scherzo, ci sono davvero tante variabili. Un'operazione la sera è fatta e la mattina dopo no. Come? Così. Io mi ci sono ritrovato per la prima volta quest'anno e tante volte me ne dimenticavo. Quando ti siedi per negoziare è difficile, quindi prima di tutto convinco il calciatore. E sta cosa non lo so se è legale. Nel senso, stiamo attenti, perché questi hanno il mercato creativo che viene da quelle zone là. Devi parlare per avere la possibilità di convincere il calciatore devi aver già contattato la squadra. Però vabbè, andiamo avanti. Ho attuato questa strategia, quando lui è convinto si fa il resto, proprio illegale. Non è semplice, ma l'ufficio legale, allora siamo tutto a posto, ci dà un supporto importante. Ci sono competenze troppo specifiche. Il problema principale è sullo sponsor tecnico. Alcuni sponsor tecnici prendono tutto, non solo le scarpe ma la felpa e il cappellino. A volte i calciatori devono uscire da questi contratti, quando poi noi ci lamentiamo che il Napoli è lungo per fare delle operazioni così, ci sono queste cose qua dietro, e alcuni dicono vabbè Alevo, ma c'ho totalmente tanti di quei deal con gli sponsor che non voglio, a cui non voglio, anche se me li dai tu, ma non ci voglio rinunciare, non voglio aprire le porte dei miei sponsor a te e poi tu ci devi trattare, non è proprio il caso. Però questa è un'eccezione, non facciamo a fila adesso. Una signora innamorata di Ancelotti non c'è? No. C'è. Guardate che Ancelotti è un bel manico, Gestire l'entusiasmo a Napoli, come dico spesso, è importante restare focalizzati e concentrati nella gestione dei momenti della stagione. Il quando, caro Manna, bravo. L'entusiasmo per una posizione in classifica o 3 vittorie alle delusioni. Bisogna essere lucidi, non farsi pervadere dal sentimento dei tifosi. Una città calda che mi sta dando davvero tanto, non me lo immaginavo, ma come non te lo immaginavi? Pressante me la immaginavo, ma non così trasportante. Ogni giorno la gente ti chiede e ti senti in dovere di dare. Una sensazione strana, comunque dici 55.000 persone ovunque positive, non fischiano mai. L'anno scorso era complicato, ma c'è sempre stato l'appoggio del pubblico.
Beh, sì e no, diciamo sì e no, poi dipende dai social e dallo stato. Poi è chiaro che ci sono aspettative alte, dopo lo scudetto di 2 anni fa bisogna fare un percorso e ripartire, sappiamo che è un obiettivo lontano, è chiaro, sì, è lì, ma noi non ci pensiamo, l'obiettivo è oggettivamente complicato, dobbiamo rimanere umili e lavorare. Sul rapporto Conte De Laurentiis, la mia esperienza è assolutamente positiva, il presidente ha uno spessore, puntini puntini, sono contento che ci ha fatto lavorare, ci ha supportato e che non era banale. Anche la scelta dell'allenatore, con cui aveva già parlato a ottobre-novembre, e l'abbiamo scoperta questa cosa, per me è stata determinante. All'inizio ero preoccupato dal rapporto De Laurentiis, poi ha scelto Conte, un allenatore così grande che mi ha aiutato in alcune dinamiche. Insomma, è chiaro, no? Io sono preoccupato perché poi De Laurentiis magari non mi dà libertà, non posso andare a prendere certi giocatori, ma se prendi Conte ti senti più forte che qualche giocatore. Con Conte dice sì, parliamo di buongiorno, parliamo delle cose come stanno, e mi pare chiaro, non mi vergogno di dirlo, so che parlo tutti i giorni con Antonio Conte, questo mi aiuta, posso dare qualcosa a lui, ma lui dà qualcosa a me. Io a gennaio ho cambiato casa a Torino, non pensavo di andare via, mi sono trasferito con la mia famiglia, dopo Juve Frosinone in casa col gol di Rugani, la sera mi chiama un numero che non ho e non rispondo. Stufate dei numeri sconosciuti, lo so, pure io soffro di questa piaga, ma tu sei un direttore sportivo e a rispondere, che si fa? La mattina mi richiama lo stesso numero, è il dottor Chiavelli, ha visto la Juventus, incontro Chiavelli, poi incontro il presidente che mi dice da qua a Pasqua decidiamo, e poi un giorno mi chiama e dice di avermi scelto, parli con sua moglie e poi mi dà una risposta. Avevo già deciso e detto sì, ovvio, alla Juve stavo benissimo, ho fatto un percorso incredibile, ci siamo conosciuti con Conte, ho trovato una persona con le idee molto chiare, abbiamo parlato di calcio tutto il tempo. Conte non ha detto sì subito, aveva già parlato a ottobre con De Laurentiis e dei costi sapevamo tutto, si erano già parlati, dovevano convergere le idee mie, le sue e quelle del Napoli, e sulla rosa. Certi giocatori li ha visti in TV ma non in campo, non li conosci bene. Kvara Di Lorenzo disse subito non si tocca questo purtroppo il rinnovo di Kvara resta un tema, non vogliamo premiare il suo percorso, ne abbiamo già parlato, se non si sbloccherà ne riparleremo a fine stagione, insomma non voglio distrarci, ma poi capire. Mercato di gennaio, vediamo dove arriviamo e facciamo delle scelte, il famoso che non c'è niente da riparare, che lo conosciamo bene, se ci saranno opportunità sicuramente le coglieremo, classica frase da Napoli. Non faremo grandi colpi avendo investito tanto in estate, e qua è il discorso di chi ha voluto pompare. Il Napoli ha speso 150 milioni senza vendere Osimhen. Gli avete dato modo di rispondere così, e invece se andavate a vedere il bilancio, al bilancio bene o male siamo quasi 0-0 tra quello che avevi fatturato, quello che poi pagherai negli altri anni, e lo mettevi di fronte, faccia e fronte, compra Singo, compra Dorgu, compra un difensore perché Juan Jesus, Rafa Marin non lo so, compra un altro attaccante e compra un centrocampista, perché qua non si parla di centrocampisti, ma se anche essa si affatica come Mattim, no, mi fa la ruscia. Però qua, vedi, ritocco in difesa, l'oggettività è che la squadra era stata costruita con un altro sistema di gioco, poi il mister è talmente intelligente che ha cambiato la squadra sulle caratteristiche. Forse siamo corti per questo modulo, ma non faremo le cose tanto per farle. Insomma è difficile, ragazzi, è difficilissimo andare poi a gennaio a trovare le situazioni importanti per il Napoli. Io spero che qualcosa si faccia, perché Manna lo sa che siamo corti, magari fai qualcosa, anticipi quello che puoi fare l'anno prossimo e l'anno prossimo non facciamo niente, ma proviamoci perché è importantissimo. Piano B, se non fosse arrivato buongiorno, per ogni ruolo abbiamo un'infinità di alternative. In realtà la parola alternativa è una sola, perché alter, vabbè, ma queste sono cose mie, retaggi di latino, ma è normale perché sappiamo che può succedere qualsiasi cosa. Sapevamo che dovevamo fare il mercato con la cessione di Osimhen, inizialmente avevamo questa idea, poi con Conte abbiamo deciso di usare una disponibilità economica anche veniva disponibilità economica anche senza l'uscita di Victor. La prima scelta è stata sempre buongiorno, abbiamo avuto la fortuna di essere pronti nel momento in cui si poteva fare l'operazione, non è stato semplice, ma ci ha detto subito di sì. Come abbiamo convinto De Laurentiis a investire così tanto, noi abbiamo cercato di finanziare in altri modi, con altre operazioni più piccole, per fare 1 o 2 giocatori. Non ci siamo riusciti e qualche operazione
ci è saltata. Siamo andati a step, li abbiamo trattati tutti per cercare di fare tutti i colpi. Anche a Gilmour avevamo promesso di venire a Napoli, avevamo fatto anche Bresciani, poi le dinamiche del mercato ci hanno portato a perderlo, a lasciarlo, a perderlo, si sono infilati, questa cosa resterà sempre un po' dubbiosa. Non è stato bello perché ha fatto le visite mediche e poi il calciatore ha fatto altre scelte. Sicuramente è stato un periodo complicato, mancava poco alla fine del mercato, poi parlando con Chiavelli abbiamo capito che in quel momento bisognava investire per ripartire e in meno di 10 giorni abbiamo fatto quelle operazioni. Ma la sconfitta di Verona non fu determinante per il mercato. Arrivavo da una settimana a Londra ed eravamo pronti su tutto perché le cose non si liberavano. Gilmour, aspettavamo che il Braga lo liberasse e facesse un acquisto, aspettavi il Chelsea per Lukaku, McTominay costava un po', abbiamo avuto la fortuna del Placet di De Laurentiis a chiudere queste operazioni. Sul centro sportivo il presidente sta lavorando con Chiavelli assiduamente sul centro sportivo, nuovo stadio, lavorano insieme al comune. Quante volte lo dobbiamo sentire? Le impalcature, se non vedo le impalcature queste frasi io non le commento. Cercola i Kennedy così. Rafa Marin, insomma io non voglio togliervi lo sfizio di sognare dei colpi di mercato perché ci piacerebbe, no? Piacerebbe a tutti, però penso che Manna sia stato abbastanza chiaro che già hanno fatto uno sforzo che forse non pensavano nemmeno di poter fare e quindi ragazzi è il primo anno, se guardiamo questo primo anno in un'ottica di un percorso di 3 anni, allora uno si fa piacere anche quelle defezioni magari che abbiamo in panchina dove non siamo convintissimi e fai di necessità virtù. Una volta sei costretto a fare esordire a uno, sei costretto ad adattare un altro e magari da questi adattamenti possono uscire i nuovi Mertens, che ne sai? Però se tu pensi già che è arrivato Conte e per forza devi lottare per lo scudetto il primo anno, è normale che ci rimani male e vuoi un sostituto di Olivera che sia più forte, più pronto di Spinazzola, vuoi magari non dover adattare Politano a terzino ed avere un bel terzino di ruolo che va alla grande. Se Lukaku non sta subito in forma è normale che ne vuoi uno che tu dici che esce dal fuoco e che con le stesse caratteristiche ti lavora le difese avversarie. Un vice Anghissà di un certo livello, i vice Buongiorno che sappiamo che è così, insomma è normale, no? Si può sempre migliorare, però forse non è il momento. Vediamo, lo stare avanti in classifica serve a far crescere quelli che abbiamo, secondo me non serve a convincere poi De Laurentiis a spendere anche a gennaio. Diverso è se si riesce ad anticipare a gennaio, cosa che il Napoli a volte ha fatto, quelli che sono un progetto sui 3 anni dove tu hai già individuato ma i tempi erano troppo stretti e magari se si sblocca la situazione Osimhen, ecco che tu con più tranquillità puoi dire vabbè, quelli dei diritti di mano non ti preoccupare, qua possiamo intervenire, non ti preoccupare, firma dai che poi abbiamo fatto. Capite come si ragiona, no? Insomma tant'è, non vi parlerò di altre operazioni di mercato troppo fantasiose perché non vi sembra il caso, non sono il tipo. Però vi invito comunque a lasciare un like per far girare questi video che non sono sensazionalistici, ma che a un certo punto, se io poi voglio diventare voglio espandermi così, il vostro like non mi basterà più, dovrò fare anche io i clickbait. Quando succederà voi mi perdonerete perché non l'ho fatto per tanti anni. Da New York, Valerio Fruto è tutto, vediamo se vengo meno ai miei principi morali oppure no, voi no, e quindi grazie a tutti.